Siamo ancora qua, questo che verrà adesso sarà l'ultimo servizio, l'ultimo speciale. Expo 2015, Gorizia capofila in Friuli Venezia Giulia. Il capoluogo isontino, data la sua formazione di città internazionale, ha avuto la meglio sugli altri capoluoghi regionali che avevano presentato un progetto per il medesimo obiettivo, quindi Gorizia capofila per l'Expo 2015 di Milano, che prevede una serie di eventi a Gorizia e anche la partecipazione durante l'esposizione internazionale mondiale universale, come si diceva una volta, di Milano del 2015. Gorizia, patria dei dolci, del radicchio rosso, della rosa e di altre cose, del canarino, centra perfettamente l'obiettivo, anche perché sapete che il leitmotiv dell'esposizione è la nutrizione, è il cibo, quindi nutrire il pianeta, a dire la verità, e quindi Gorizia c'entra bene. Questa è la conferma che Gorizia è capofila Expo 2015 per il Friuli Venezia Giulia. Sarà Gorizia la città capofila del Friuli Venezia Giulia per quanto riguarda l'Expo 2015, un riconoscimento importante certificato dai vertici nazionali dell'associazione fra i comuni italiani e che consentirà di promuovere nel corso della più importante esposizione internazionale prodotti e tradizioni del territorio isontino. ANCI Expo 2015 ha optato per il comune di Gorizia, a fronte anche dei progetti di Udine e Pordenone, come sede dell'evento regionale, in considerazione della sua natura di città di frontiera e impegnata nella collaborazione con i comuni limitrofi sloveni. Candidatura del comune ANCI Expo 2015, Comuni d'Italia con Expo 2015, e il Friuli Venezia Giulia ha vinto Gorizia. Soddisfatta, assessore Bellan? Beh, assolutamente, c'è stata richiesta c'è la possibilità di candidarsi come comune per rappresentare questo progetto, questa giornata come evento regionale in un comune. Abbiamo presentato un progetto, siamo stati scelti e quindi non possiamo che essere orgogliosi di questo. Gorizia viene scelta sempre di più per l'internazionalità, uno dei brand, per dire in maniera commerciale, di questa amministrazione comunale. Ha contato il GECT? Beh, assolutamente ha avuto una parte fondamentale. Noi siamo una città di confine, il GECT, attraverso il GECT facciamo già tantissime cose assieme e quindi la possibilità di allargare anche l'interesse dei prodotti italiani già nella vicina Slovenia è stata sicuramente una parte fondamentale. Questo progetto che avete presentato, di che cosa si tratta e quando si svilupperà? Ci sarà una cosa locale e una nazionale, se non vado errato. L'ANCI organizza una giornata in ogni regione, per cui appunto è stato scelto un comune per regione, in cui c'è un pre-Expo 2015. Nell'arco del 2014 ogni regione presenterà i suoi prodotti, e le sue eccellenze enogastronomiche e tutta la sua cultura sulla nutrizione. Mi pare anche che ci sarà una cappatina all'Expo di Milano. L'ANCI Expo sta vedendo sicuramente questa una pre-vetrina, poi vedremo come sarà l'organizzazione per quello che sarà il dopo. Cosa presenterete? Soprattutto avete una grossa collaborazione. Beh, il tema era l'enogastronomia. Noi, come abbiamo detto, abbiamo un'eccellenza, abbiamo un territorio che non è solo poi comunale, perché attraverso anche l'antica contea abbiamo il Coglio, quindi questa sarà una vetrina assolutamente per tutti i prodotti, non solo di Gorizia ma anche dei comuni vicini. L'abbiamo fatta e la faremo in collaborazione con la Camera del Commercio, proprio perché il valorizzare i prodotti è un interesse di tutto il territorio. Siamo giunti alla fine anche per quanto riguarda la nostra puntata di Isonzo News. In questa settimana siamo andati un po' anche a livello di trasmissione, abbiamo cambiato un po' gli orari perché l'Udinese ovviamente aveva l'anticipo e quindi siamo stati spostati benissimo la domenica sera. Alessandro Bonfanti vi saluta, vi ringrazia per essere rimasto in compagnia della nostra emittente e della nostra trasmissione. Come al solito noi andiamo in onda
Udinese permettendo, il sabato alle ore 21, la domenica a mezzogiorno e il lunedì mattina alle 8. Questa settimana invece abbiamo fatto sabato niente, domenica alle 12 alle 20:30 e il lunedì mattina alle 8. E come al solito ci vediamo fra 7 giorni, stesso posto, stessa ora. Ciao!